Buongiorno cari amici di mattoscacco.com, benvenuti in questo nuovo video. Qualche giorno fa, è passato quasi un mesetto, si sono ritrovati a giocare online Carlsen, che è l'attuale campione del mondo di scacchi in carica, e Abdusattorov, che è praticamente il campione del mondo del tempo rapido, che è una tipologia di scacchi che non è né troppo veloce, ma neanche gli scacchi, diciamo, troppo lenti come gli scacchi standard. Quindi sfida fra titani, vedremo come è andata questa partita. Carlsen gioca col nero, quindi terremo la scacchiera dal lato dei nero. E 4 di 5. Ho notato in questi anni, soprattutto commentando molte partite blitz di Carlsen, che spesso online gioca di 5. Di 5 difesa scandinava e io credo, poi sicuramente posso essere smentito, ma che lui voglia fare questa difesa considerata dubbia, che non farebbe mai a gioco lento, per uscire dalla teoria. Diciamo che nel momento in cui cattura, la partita è tutta da giocare, sì, più o meno il bianco sa come continuare, cavallo C3, però diciamo che si dà spazio alla creatività e la partita continua proprio in questo modo, cavallo C3, adesso ci sono tre principali posti dove la donna può ritirarsi in D6, può ritirarsi in D8 totalmente ritornando a casa, può andare in A5, donna D6, D4, a questo punto ora il bianco ha entrambe le diagonali per gli alfieri liberi e pronti per farli sviluppare. Cavallo F6, mossa di sviluppo ma mossa fondamentale per controllare il centro, ricordiamoci sempre che nelle mosse iniziali è fondamentale cercare di controllare queste quattro caselle evidenziate in giallo e verde. H3 e a questo punto A6, mossa importantissima sia per evitare entrate di cavallo, l'alfiere che ti arriva qui, ma anche per permettere una mossa che vedremo fra pochissimo. Cavallo F3, B5. L'idea è quella di mettere l'alfiere in fianchetto e iniziare a essere incisivo con questo alfiere. Alfiere D3, alfiere B7, donna in E2 e adesso E6. Cavallo in E4, si crea un attacco doppio su questi pezzi, anche se insomma attacco doppio in genere quando tu attacchi due pezzi che fra di loro non riescono a difendersi. Qui questi due pezzi possono difendersi tranquillamente, volendo, in casi estremi ci sarebbe anche donna E7 per dire, no? A parte che il cavallo è anche a sua volta difeso dal pedone G. Qui se si cattura, proviamo a vederla velocemente, la partita non va così, ma se qui si cattura, ci sarebbe poi l'attacco sulla torre e l'unico modo per difenderlo sarebbe donna C6, che non è male come mossa, ma è una partita blitz questa giocata, quindi i giocatori stanno muovendo molto velocemente e probabilmente Carlsen non aveva visto questo salvataggio in extremis di donna C6. Quindi per non rientrare in questa variante decide di giocare donna in D5. Ed è su questo punto che il bianco ne approfitta per doppiare i pedoni al nero. Noi sappiamo, l'abbiamo studiato tante volte, abbiamo visto tanti video qui sul canale YouTube, ma anche all'interno della nostra Matto Scacco Academy ci sono corsi dedicati ai pedoni, alla struttura dei pedoni. I pedoni sono veramente l'anima degli scacchi e andare a farsi creare dei pedoni doppiati o delle impedonature non è mai cosa buona, in più si creano varie isole di pedoni staccati. I pedoni sono forti quando sono uniti, no? Se sono separati o sono uno davanti all'altro, il pedone in F7 non riesce a muoversi, non è una buona struttura pedonale. Vantaggio del bianco secondo il computer, ma credo anche che tu sarai d'accordo. Alfiere F4 si sviluppa un pezzo, si può eventualmente progettare per un rocco lungo, ma forse quello corto, ma non so quale sia più sicuro perché su arrocco corto arriva torre qui, sì forse si potrebbe progettare anche un arrocco lungo, ma intanto si guadagna un tempo perché si attacca il pedone in C7. Alfiere D6 impedendo tale attacco e adesso cattura e qui Carlsen decide, si può catturare di donna o di pedone, cattura di pedone, sono assolutamente d'accordo, si viene a creare una struttura di tre pedoni sulla sesta traversa, pedone D6, pedone 6, pedone F6, dietro c'è un pedone F7 che purtroppo non fa nulla, ma devo dire che in futuro se il nero inizierà a spingere questo pedone, questo pedone comunque avrà diciamo il compito di tenere le entrate
su G6. Però diciamo che questi tre pedoni frontali e centrali possono essere veramente forti. Come poi disporli, e questo bisogna assolutamente vedere. Si potrà giocare F5 forse? Chi lo sa. Vediamo un po' come continua la partita. A4 si crea tensione su questo punto e praticamente si chiede anche un cambio delle torri praticamente. Qui Carlsen decide di giocare in modo attivo. Ecco, probabilmente un giocatore di basso medio livello in una partita blitz si farebbe subito prendere dal panico e dire aspetta, tolgo un po' di frecce, se no. E qui direbbe ma adesso catturo, poi lui cattura, oppure che ne so, difendo, poi lui cattura, e metterebbe tutta la sua attenzione su questo lato della scacchiera. Il trucco per fare il salto di livello è quello di creare sempre un controgioco e contrattacco, quello di anche stupire talvolta il tuo avversario, perché gli scacchi li si giocano anche di mente e psicologicamente. Qui torre G8. Il campione del mondo cerca dunque di creare del controgioco dall'altra parte, torre G2, e qui chiaramente ha dovuto calcolare, altrimenti non si poteva fare, bisognava calcolare chiaramente. Cattura su G2, cavallo D2, donna D4 e a questo punto cattura e arriviamo in questa posizione con cavallo B3 che si minaccia la donna e donna in F4. Bene, alla fine di questa posizione devo dire che è vero che il re del nero è al centro, anche il re del bianco è al centro, anzi è più sicuro sicuramente quello del nero, dato che ha questi tre pedoni davanti. In più il nero minaccia sempre, prima o poi, attacchi di scoperta lungo questa bellissima diagonale controllata dall'alfiere, e qui viene giocata torre in F1. Forse ti starei chiedendo perché prima su questa minaccia di donna Carlsen ha deciso di andare in F4 piuttosto che papparsi il pedone in B2, che è la mossa consigliata dal motore. Qui il bianco avrebbe avuto come soluzione questa, e dopo questa ancora una volta attacco doppio su entrambe le torri. Questa è una posizione difficile nel quale Carlsen non è voluto entrare, ma c'era anche qui la soluzione per scamparla, ed era, per quanto brutta possa essere, donna E5, inchiodando la donna che non può né catturare una torre né l'altra, e dopo un cambio i pedoni sono un agglomerato di pedoni che possono essere rimodellati a nostro piacimento. Questo potrà andare qui, potranno andare tutti sul bianco, questo qui, meglio chiaramente non farli andare tutti sullo stesso colore, oppure così, e avanzare pian piano. Però era difficile da vedere in pochissimi secondi tutta questa combinazione. Il motivo per cui Carlsen decide di ritirare la sua donna in F4. Torre in F1 per consolidare il controllo su questo punto, visto che c'è un po' di pressione. Cavallo B4, adesso le due torri si guardano, cattura. Alfiere B5 scacco, dove bisogna toglierlo questo re? Beh, senza dubbio, ad intuito, senza neanche calcolare, la casa E7 sembra essere la migliore. Dietro i pedoni, bello stretto, e soprattutto questo è un piccolo consiglio che voglio darti, e se poi cerca di ricordarlo, se il re riesce a occupare i buchi lasciati dai pedoni, meglio ancora. Tra l'altro qui si sta facendo buio, quindi accenderò, mamma mia, troppo così. Ecco qui, meglio così. E quindi il re deve cercare di prendersi quei buchi lì. Quindi è il momento di re E7 e adesso donna D2, chiedendo praticamente un cambio di donne. Qui Carlsen gioca ancora una volta cavallo C2. Riesci a vedere il colpo tattico dietro a cavallo C2? Allora, non lo muovo ancora, così ti lascio qualche secondo per ragionarci. Cavallo C2. Cosa succede poi? Ok, penso che l'hai vista. C'è un attacco doppio. Cavallo C2. Donna qui. E su donna B4 si attacca contemporaneamente il re e l'alfiere. E il nero va in vantaggio di un ulteriore pedone. Però qui il nostro amico Fritz ci consigliava un'altra mossa addirittura.
Qui ci consigliava donna e5, è vero che c'è subito un attacco doppio, ma il bianco avrebbe potuto difendersi con l'alfiere qui, ma proprio mossa da motore scacchistico, e sono certo che anche Carlsen l'avrebbe vista a tempo lungo, c'è alfiere F3. In questo modo l'alfiere cioè queste sono le classiche mosse da motore scacchistico dove rendi inerme il tuo avversario, che non può più fare mosse perché ha tutto bloccato, tutto inchiodato, quello deve difendere quello, quello deve difendere quell'altro, però diciamo che la mossa giocata in partita cavallo C2 va più che bene. Donna per C2, donna B4, si copre il re dallo scacco, donna B5. Siamo ormai in un finale, abbiamo 5 pedoni per il nero contro 3 del bianco, donna C7 scacco, e ora bisogna fare attenzione perché nel momento in cui magari si sposta il re possono esserci attacchi doppi visto che l'alfiere in A8 non è tenuto, quindi donna D7 è la mossa migliore senza dubbio, donna B6, alfiere D5, l'alfiere che è un pezzo sospeso, ricordatevi di esaminare sempre in queste partite dei grandi maestri e notare come loro cercano, nel limite del possibile, di non lasciare mai dei pezzi indifesi, sempre cercare di creare armonia nel proprio schieramento, e questa mossa alfiere D5 chiaramente fa sì che l'alfiere sia sostenuto da un pedone, quindi non c'è più da pensare a robe tattiche, attacchi doppi, infilate su quell'alfiere. Ok, la donna va in D4, donna C6, re E2, donna B5 scacco, il re si sposta e adesso E5. Da notare come, avendo l'alfiere campo chiaro, ossia alfiere che si muove solo su case chiare, Carlsen progetta la spinta dei pedoni su case scure. Dato che la scacchiera è formata da case chiare e case scure, è chiaro che più case controlli e più limiti l'attività dei pezzi avversari. Quindi cercando di giocare con i pedoni di colore opposto rispetto al proprio alfiere, sicuramente si va a controllare molte più case sulla scacchiera, che è il nostro campo d'azione. Donna C3, torre G8, si torna indietro, donna C7, qui il bianco tenta un po' il tutto per tutto, magari tenta anche di giocare sul tempo, visto che è una partita blitz, giocata online, donna H3, cade un altro pedone, donna H2, scacco, donna F4, qui la supremazia del nero è incredibile, scacco al re, il re si sposta, donna E3, e a questo punto siamo anche pronti per cambiare le donne. Siamo in un finale di 5 contro 2, ma possiamo dire 4 contro 2, dato che questo pedone non vale nulla e questo probabilmente cadrà, quindi potrebbe essere un finale di 3 contro 2, quindi il bianco ci spera se la gioca ancora. Torre B8, bah, mi sa che cade quel pedone, B3, sì, è vero, però c'è comunque un doppio attacco su questo pedone. Carlsen è costretto a dare il proprio alfiere che non viene catturato, l'alfiere si ritira, F per cattura, e qui mi sto chiedendo perché ha catturato con questo pedone e non con questo. Perché non ha catturato con questo? Che cosa sarebbe accaduto? Perché così si toglieva la doppiatura. Allora, qui bisogna chiedere a Fritz perché ha catturato così e non così. Vediamo un po' che dice. Aspetta, questo è Fritz 11, non va bene, mettiamo Fritz 14, Stockfish 14. Dice F per E5, come... no, D per E5 sta cambiando idea. D per E5 dice come mossa migliore. Ma proprio di poco. F per E5, che cosa sarebbe potuto accadere? Torre H2, ma forse si eguagliano, però anche il motore preferisce la cattura con l'altro pedone. Forse per cercare di creare uno scudo, no? Da parte degli attacchi magari laterali di torre. Interessante. Ok, torniamo a noi. D per E5 è andata la partita. Torre H2, F5. E infatti, sì. E infatti, dopo questa cattura, bam, abbiamo la possibilità di creare uno scudo di pedoni. Ecco svelato il mistero della cattura del pedone D. Ecco, queste sono sottigliezze veramente incredibili. Pensarle poi in una partita così veloce. Qui mancavano tipo 10 secondi a testa in questo finale. Ok, 3 pedoni in fuga, torre B2, inchiodando il cavallo. Qui Abdusattorov sta muovendo velocissimo. E 4, con l'idea poi di andare a spingere e inchiodare il cavallo. Il bianco probabilmente qui gioca di pre-move e su questa mossa qui, e niente. Cade anche il cavallo, siamo pronti per andare
a promotion. Qui che cosa si gioca? Re 5, a questo punto il bianco probabilmente è costretto a cambiare le torri, non le cambia, ma dopo questa mossa qui l'alfiere controlla sia la casa di promozione del pedone che attacco sulla torre, e qui il bianco finalmente abbandona. Grandissima partita per Carlsen, che si riconferma ancora una volta un grandissimo giocatore su tutti i vari punti di vista, nel gioco veloce e nel gioco chiaramente ragionato. Noi ci vediamo presto con un altro nuovo video, sempre qui su Matto Scacco. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!